Buongiorno professor Trabucchi e benvenuto in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Grazie per l'invito e credo che il problema sia di così enorme rilevanza che ben ha fatto la Regione Veneto a dedicare questa azione positiva e interessante. Sì, infatti ci colleghiamo proprio a questo. Parleremo di malattia di Alzheimer e dei caregiver. A volte si parla di un'epidemia silenziosa. Come mai viene definita silenziosa? Purtroppo è stata silenziosa per tanto tempo perché le famiglie nascondevano, le persone cercavano, anche i malati stessi, di nascondere la propria patologia. Adesso fortunatamente si sta progressivamente uscendo da questo silenzio, da questa chiusura all'interno delle famiglie, da questo stigma, da questa paura del giudizio degli altri. Per fortuna, sempre più chiaramente, la demenza nelle sue varie forme viene indicata come una malattia e come tale va affrontata e come tale va gestita e come tale non ha nessun aspetto da nascondere. Mm. Quindi lei sta anche un po' sottolineando il tema dello stigma sociale che ha avuto questa malattia e stiamo cercando di uscire da questo. Che iniziative ci sono? Che cosa si sta facendo a questo proposito? No, non è il problema, dottoressa, di fare singole iniziative, è di creare un'atmosfera generale della nostra collettività per la quale parlare di demenza e parlare di un proprio caro affetto da demenza non diventa più una cosa da nascondere, una cosa negativa, resta una cosa estremamente dolorosa, una realtà estremamente dolorosa che però deve essere affrontata. Ed anzi, oggi abbiamo gli strumenti, anche se purtroppo non riusciamo ad arrivare a una cura definitiva, abbiamo degli strumenti per lenire la sofferenza sia psicologica che fisica. Però se non si affronta apertamente la malattia, certo, apertamente non vuol dire strombazzare, non vuol dire affrontarla nel chiuso delle famiglie per poi però arrivare a chiedere aiuto alle strutture e quindi alla fine anche chiedere aiuto agli altri, ai propri concittadini, alla città. Il modello delle Alzheimer Friendly Community è proprio questo: si esce dal chiuso della famiglia dove si crea solo dolore e solitudine per entrare nella società più ampia dove ci si augura, si spera, e con il progetto aumenterà molto la sensibilità degli altri, dei concittadini, sensibilità per l'aiuto. Lei ha fatto riferimento alle città amiche per la demenza. Ci vuole dire qualcosa in più rispetto a questo e in che modo le caregiver possono beneficiare anche di queste iniziative? Il progetto Città Amica per la Demenza è un progetto che parte dall'Inghilterra qualche anno fa e oggi viene realizzato anche in Italia, anche a Treviso, si sta andando su quella strada, e sono fondamentalmente impostate come dimostrazione alla cittadinanza e quindi alle persone che lavorano nella città, che vivono nella città, che la demenza può ricevere un aiuto. Non è una malattia da cancellare, non è una malattia da rinchiudere nelle case o solo nelle strutture deputate, ma è una malattia che per una certa buona parte della sua evoluzione può essere vissuta anche nelle strade della città. Nelle strade vuol dire in senso figurato, vuol dire che la persona malata può intanto camminare da sola. E qui c'è il problema delle persone che si possono perdere, ma è un problema che oggi la tecnologia ci permette di affrontare molto più facilmente. E poi può accedere ai luoghi dove accedono le persone con una cognitività normale, quindi ai negozi, ai bar, ai luoghi, alle chiese, possono rivolgersi agli uffici preposti, possono avere a che fare con i giovani, cioè una vita che per loro non è una vita chiusa all'interno delle barriere, ma è una vita aperta perché gli altri poi accettano. Per esempio, se si formano bene, non so, i carabinieri,
la Polizia di Stato, i vigili urbani, si riesce a creare anche una situazione per cui se uno si perde viene aiutato, se uno ha comportamenti strani non viene arrestato, ma avvicinato con quella dolcezza e mancanza di aggressività che deve caratterizzare lo star vicino alle persone che hanno la malattia. Mi fa venire in mente un lavoro di Stefano Zamagni che parla sul tema della responsabilità, come tutti diventiamo più responsabili in un mondo che è sempre più complesso e interconnesso, e la malattia della demenza è una sfida complessa che richiede forse un'attivazione anche di tutta la cittadinanza. Certo, dottoressa, ha perfettamente ragione a richiamare il bravissimo professor Zamagni che parla di responsabilità. Sì, speriamo che ci sia, bisogna in questo mondo che è sempre più un mondo dell'io, la responsabilità è quella di occuparsi del noi, occuparsi di tutti quelli che sono meno forti di noi, sapendo anche che una società responsabile è una società nella quale anch'io domani potrò sentirmi protetto, potrò sentirmi aiutato, potrò sentirmi accompagnato. Se invece nella responsabilità dell'io, oggi io non mi spendo per gli altri, non sento la responsabilità nei loro riguardi, ma mi devo aspettare purtroppo che anche gli altri poi mi trattino così quando e se ne avrò bisogno. Hai accennato al problema delle grandi narrazioni che abbiamo, quelle dell'individualismo, del materialismo, che in qualche modo sono alla base della società, e come sia necessario spostarsi verso quello che Edgar Morin ha chiamato la comunità di destino, questo umanesimo planetario, quindi un senso del noi e non dell'io. Purtroppo Egal Morin ha ragione, perché lui che ne ha viste tante nella sua vita, ha visto tante tragedie, sia pubbliche che personali, capisco benissimo come abbia attenzione negli ultimi anni, dopo i 100 anni, dai 100 anni poi, perché ha superato i 100 anni, si senta il dovere di richiamare a questo dovere del destino comune. Ecco, purtroppo però poi si fa fatica per esempio i giovani in questi giorni, quando stiamo registrando, e poi quando mostrerà, forse non si ricorderanno più i nostri ascoltatori, però stiamo registrando la rivolta dei giovani in Francia. Evidentemente manca alla nostra comunità la capacità di far sentire che abbiamo un comune destino, però il comune destino non è mica, deve essere mica a senso unico, deve essere mica solo loro devono avere responsabilità verso di noi i giovani immigrati, ma dovremmo avere anche noi la sensazione di un comune destino e quindi aiutarli a inserirsi in questa nostra difficile società. Proprio lei prima giustamente citava il termine complessità. Ecco, la complessità viene compresa da chi è colto, da chi ha studiato, da chi è attento all'evoluzione delle dinamiche sociali e anche personali. Pensare che un giovane magrebino che ha di 17 anni, non inserito, possa avere la sensibilità di essere attento alla complessità è, a mio giudizio, un'illusione. La complessità per lui è passare le giornate per la strada senza avere un lavoro, senza andare a scuola, è quella la complessità, che di fatto non è complessità, è tragedia. Mm. E a proposito di complessità, anche le famiglie nel momento in cui si avvicinano a questa malattia che è la demenza si trovano di fronte a un problema che è complesso, quindi non solo complicato ma anche complesso, nel senso che ha molte variabili. Secondo lei qual è il percorso che fa la famiglia quando arriva la demenza, questa diagnosi, no, che ti fa entrare in un territorio nuovo? Che cosa succede in quel momento lì di transizione da non malattia a malattia? È un momento drammatico, è un momento difficilissimo, è un momento che non tutte le famiglie riescono ad affrontare con un minimo di serenità, proprio perché poi è complesso, perché non c'è una risposta unitaria da parte della comunità. Quando si incominciano a delineare i primi sintomi, la comunità non è disponibile a essere subito
pronta a dare le risposte necessarie, che sono, come lei sa meglio di me, non soltanto somatico-psicologiche, farmacologiche, ma sono psicologiche, sono relazionali, sono legate a ricreare un ambiente di vita e quindi ad agire anche sulla struttura della casa. Sono tantissime le cose, le dinamiche che la famiglia deve affrontare, e spesso non trova chi l'aiuta. Ecco, io credo che invece sarebbe assolutamente necessario che ci fossero, che sorgessero tante esperienze come quella, per esempio, che so che è in corso a Treviso, per cui vi sono degli interventi di supporto psicologico informativo sulla famiglia, non direttamente operativo, perché quello è lasciata, ma il primo grande bisogno è di essere aiutati a capire il senso di questa drammatica bufera e a capire come potersi organizzare per affrontarla, quindi dove chiedere aiuto, dove andare, come comportarsi. Ecco, questa è una risposta che è fondamentale, perché è il primo grande bisogno di fronte alla complessità, al disorientamento che essa provoca, alle paure che accompagnano lo scenario in questi casi. Mm. Lei ha trattato il tema della cura, no? Quando parliamo di famiglia ci viene in mente anche proprio la parola cura, e anche questo è un fenomeno complesso, quindi la cura. Ci vuole dire qualcosa rispetto a come la cura può diventare qualcosa di importante sia per chi si prende cura che per i malati? Sì, una domanda non semplice, però cerco di rispondere in maniera un po' schematica. La cura è sostanzialmente la relazione tra le persone. Io ho cura di mio fratello, del mio amico, del giovane e del vecchio. Ecco, e poi la cura che diventa poi cura tecnica, se io sono un medico, un assistente sociale, un infermiere, un OS, una persona, uno psicologo, cioè se io ho qualcosa in più sul piano tecnico, non necessariamente sul piano umano, perché la cura è un impegno all'accompagnamento. Le persone che hanno bisogno di essere aiutate hanno bisogno di essere accompagnate, quindi in generale cura è accompagnamento. E che accompagnamento che deve essere fatto con generosità, deve essere fatto prima con cultura, sapendo come si fa. Non valgono, soprattutto per chi ha un impegno professionale, non valgono discorsi generici, poi con generosità, con attenzione, con curiosità, per cercare fino in fondo di capire dove si colloca la sofferenza dell'altro. Ed allora poi si mette insieme questa nostra capacità di adottare questi criteri nel lavoro di accompagnamento, che deve essere spesso lungo, perché sappiamo che in particolare nelle demenze la malattia può durare anche 10-15 anni, e quindi il piano di cura da parte delle famiglie deve essere prima di tutto aiutato in questa prospettiva. Abbiamo parlato prima di complessità, adesso dobbiamo parlare con chiarezza della lunghezza, senza nascondere che qualche volta la malattia dura 5 anni, 3 anni, ma diciamo non possiamo sapere a priori, se non per alcuni parametri di gravità dei problemi somatici, quanto durerà. E quindi dobbiamo accompagnare la famiglia, che poi ha la responsabilità difficile e durissima di accompagnare il malato. Lei ha fatto cenno alla curiosità, è un aspetto importante che in qualche modo contrasta anche i pregiudizi e i giudizi che abbiamo. La curiosità in fondo è un modo per avvicinarsi alla malattia, a questa esperienza con un atteggiamento non giudicante e anche forse in qualche modo anche compassionevole. Cosa ne pensa? Ha colto tutto il suo problema. Grazie, dottoressa. Ecco, il problema della complessità, innanzitutto, scusi, della curiosità. Innanzitutto dobbiamo avere il coraggio di dire che noi dobbiamo essere curiosi verso l'altro. Lasciamo andare quelle stupidaggini che dicono, le chiamo, e ripeto, stupidaggini sulla privacy.
l'altro che ha bisogno non gli importa niente della privacy, bisogna essere aiutato. La privacy va bene per i ricchi, va bene per i potenti. Per noi che quando soffriamo non vogliamo la privacy, vogliamo la vicinanza della gente. E la gente, gli altri, che sono i tecnici, sono i familiari, sono il vicino di casa, sono il concittadino, ha bisogno di avvicinarsi a me con curiosità, perché deve capire fino in fondo di cosa ho bisogno. Spesso i miei bisogni mutano nel tempo, mutano rapidamente, gli stimoli esterni possono mutare i bisogni, che sono sia somatici che anche psicologici, e devo essere curioso, poi dopo devo capire fino in fondo quali sono in quel momento i suoi problemi. È la casa, è l'organizzazione della casa, è l'organizzazione della giornata, è la presenza di persone che assistono con cura, è la crisi di un familiare. Queste cose, se non si è curiosi, non si capiscono, perché spesso non vengono denunciate. Bisogna avere davvero il coraggio, il senso di coraggio, perché talvolta uno può provare giustamente la ritrosia a entrare, però appena riesce a superare la prima barriera si accorge del mare di bisogno che c'è dietro, e lì deve incominciare a nuotare, deve incominciare a essere capace di orientarsi e trovare dove dare le risposte più adeguate. Mm. Mi ha fatto venire in mente un racconto che lei ha fatto anni fa rispetto all'essere passato dall'altra parte per un intervento chirurgico, qualcosa del genere, no? Quindi mettersi nei panni degli altri significa anche questo. Non sempre però, per fortuna, siamo dall'altra parte, però possiamo immaginare anche il dolore dell'altro, riuscire a mettersi nei panni dell'altro e far partire questa nostra sensibilità al dolore dell'altro, e al contempo anche la capacità, il desiderio di voler lenire questa sofferenza, quindi questa che poi diventa compassione. La sensibilità diventa compassione quando c'è anche una motivazione a fare del bene, a fare qualcosa. Sì, lei ha accennato a quella mia condizione, ma d'altra parte, sa, c'è nella letteratura anche scientifica la figura del medicus patiens, che deriva anche dal Christus patient della letteratura religiosa, cioè la persona che ti aiuta, che ha sofferto, è stato paziente, e quindi è in grado poi di capire più facilmente cosa si c'era dentro il dolore, la sofferenza. Ecco, e poi anche, come dice lei giustamente, se io riesco a capire meglio l'altro, lo capisco sia sul piano oggettivo, per un medico, per esempio, i sintomi, la situazione di dolore, sia sul piano della soggettività. Io, quando ero in quelle condizioni, avevo una paura tremenda dell'intervento. E ti dico, può darsi che uno sia particolarmente sensibile, può avere particolare paura, ma tutti credo si avvicinano a una condizione straordinaria che non hanno mai provato con grande. E allora capisco, di fronte alla paura, di fronte al timore, di fronte alle preoccupazioni, capisco il mio dovere di compassione, che deve essere messo insieme alla cura, come abbiamo detto, essere messo insieme alla capacità tecnica, perché questa deve esserci ed è necessaria, non siamo dei ciarlatani, e alla fine la compassione, che la compassione vuol dire entrare dentro nella sensibilità dell'altro e cercare di integrare il suo vissuto con quello che io sento. E qui c'è tutto il problema dell'adeguatezza da parte dei tecnici della medicina o della psicologia rispetto al bisogno dell'altro, perché il coinvolgimento talvolta è necessario, non deve però superare barriere oltre un certo livello, perché se no perdo la compassione. Deve essere qualcosa di attivo e anche qualcosa di coinvolgente, ma di sereno da parte mia, perché altrimenti non riesco a esercitare fino in fondo il bene che potrei fare. Mm. Le caregiver o le persone, quando cominciano a notare dei segnali, di solito si rivolgono al medico di famiglia. Rispetto a questo, lei che cosa ci può dire rispetto a questo incontro tra medico e famiglia rispetto al tema della demenza? Il ruolo del medico di famiglia è fondamentale.
E su questo non c'è dubbio, e mi auguro che tutte le riforme che verranno fatte, di cui si sente parlare, aumentino e non diminuiscano il ruolo del medico di famiglia, e quindi anche che provvedano a lasciare più tempo al medico a dedicarsi alla relazione terapeutica, alle indagini cliniche, alla prescrizione, togliendogli di fatto tutto quel sovraccarico burocratico di cui oggi nel quale sono affogati. Pare impossibile che non si riesca a ridurre la burocrazia, che invece ogni volta si aggiunge qualche cosa d'altro. Io ritengo che il medico di famiglia sia una figura centrale. Se non riusciremo a farlo lavorare bene con dei provvedimenti adeguati, il sistema sanitario italiano ci rimetterà moltissimo, e ci rimetteranno soprattutto i malati cronici, perché il malato acuto in qualche modo può anche cavarsela da solo. Il malato cronico no, deve trovare nel medico di famiglia un punto di riferimento, un punto di inizio, magari poi viene legato ad viene indicato per altri interventi, ma deve essere l'amico caro, l'amico colto, deve essere la persona che non rinuncia alla relazione. E quindi abbiamo un dovere gravissimo nei suoi riguardi, di lasciargli la possibilità di essere davvero l'amico colto, l'amico tecnicamente preparato. Demenza e felicità. È possibile essere felici con questa malattia, intendendo felicità in vari modi, no? Si può parlare di felicità o possiamo anche parlare di speranza. Queste parole in che modo possono essere collegate anche alla parola demenza? Un conto è se riferite al caregiver o all'ambiente, e lì davvero la speranza è la certezza dell'accompagnamento. Alla moglie, visto che stiamo parlando delle caregiver, delle signore che svolgono il ruolo di caregiver, l'impegno da parte di un operatore qualificato a non abbandonare mai, io non ti abbandonerò, è il motivo di speranza. Certo, una speranza limitata, però è una speranza fondamentale. Speranza per il domani, perché domani io spero che tu sia ancora qui con me, che tu risponda al mio bisogno. Invece per quanto riguarda la parola felicità, no, non è una parola, anche perché le compromissioni cognitive e psicologiche della persona ammalata possono essere così gravi che è difficile, dopo un certo livello non si può certo parlare di felicità, però si può parlare di intervenire in modo adeguato per rendere la vita dell'altro il maggiormente vivibile possibile, evitare l'aggressività, evitare i contrasti, farlo vivere in un ambiente dove l'ambiente fisico, i rumori, la vicinanza siano il più ridotto possibile, la carezza, e poi soprattutto evitare qualsiasi diretto o indiretto, qualsiasi contrasto diretto e indiretto. La persona esprime un vissuto diverso, privo della memoria, ma esprime sempre un vissuto che è il più delle volte, consciamente o inconsciamente, una richiesta di vicinanza. Ed allora in questi casi davvero la carezza, la parola detta bene, il sorriso, non dico che siano fonte di felicità, perché non lo sono, però possono essere fonte di temporanea serenità per il malato. Grazie professore. L'ultima domanda è una domanda sulle possibili domande che sarebbe importante farci rispetto a questo tema del caregiving e della demenza. Quali sono le domande interessanti, belle, potenti che potremmo farci rispetto a questi temi, che ci portano anche a sondare magari aspetti o problemi che non sono ancora stati esplorati? Ma una domanda, per esempio, da fare al caregiver è capire la storia, la prima cosa, perché il legame con il malato, che storia ha? La storia di un matrimonio o la storia di un rapporto tra genitori e figli, tra sorelle, ma insomma capire bene il nostro intervento deve essere un intervento dentro
nella realtà, non parole generiche, non parole... I rapporti, per esempio, marito e moglie, com'erano? Noi abbiamo assistito a tanti ritorni di generosità. Ho incontrato tantissime mogli generose che sono tornate ad assistere un marito, adesso volevo dire una parolaccia, un marito indegno della loro stima e della loro vicinanza, e sono tornate per generosità, per quel sottofondo di legame, di generosità, di amore carsico che va e viene, ecco, verso capire quindi la storia. La seconda cosa è capire il presente e capire l'organizzazione complessiva, perché è inutile fare considerazioni generali sul caregiving se poi dopo c'è presente la povertà, c'è presente la solitudine, sono presenti le difficoltà abitative, sono presenti le difficoltà relazionali con il resto della famiglia. Quindi capire la storia e capire il presente. E poi una psicologa brava, come dovrebbero essere tutte le sue colleghe, mi auguro che lo siano, costruisce su questi due punti, la storia e il presente, extra psicologico, mi spiego, non so se mi sono spiegato, per poi fare al meglio l'intervento psicologico. Grazie professore, grazie per aver dedicato questo tempo al progetto Caregiver Veneto in rosa. Grazie a lei, dottoressa, ha fatto con molto piacere, anche perché abbiamo un dovere di gratitudine verso le donne venete che per tradizione secolare hanno sempre servito noi uomini. Bisogna che lo mettiamo. Grazie ancora. Grazie.